Politica adesso, i Verdi anche in Veneto si riorganizzano. A Vicenza assemblea con il coordinatore nazionale di Europa Verde, Curzio Pettenò. Si ritrovano in una sala di un quartiere di Vicenza per quella che hanno definito assemblea fondativa della Federazione Verdi Europa Verde della provincia Berica. Ma anche in altre realtà venete i Verdi, dopo anni di divisioni e polemiche, si stanno riorganizzando come partito, così in tutta Italia. All'incontro vicentino c'era il coordinatore nazionale. Alle ultime elezioni europee abbiamo avuto un risultato estremamente importante e ci stiamo organizzando sui territori. Oggi a Vicenza è una giornata storica, i Verdi nascono e ci strutturiamo su tutto il territorio nazionale per dare una risposta a quella che è l'emergenza climatica e sociale di questo Paese. Il nostro prossimo obiettivo è quello di riportare una nutrita pattuglia di uomini e donne verdi nel Parlamento italiano, perché l'assenza dei Verdi nel Parlamento italiano c'è e si vede dai provvedimenti indecorosi che sono stati approvati dal Parlamento contro l'ambiente. Dal sole che ride al girasole dei Verdi europei, simbolo che sarà presente anche alle prossime elezioni regionali in Veneto in primavera. Ci presenteremo con la nostra lista perché il Veneto ha bisogno di una forza ecologista che sia di rottura, che faccia una proposta alternativa per uno sviluppo degno di questo nome, che sia sostenibile davvero e sappia confrontarsi con le emergenze del presente. Non è detto che andiamo in coalizione a qualsiasi costo.